Parliamo di un progetto di inclusione sociale che ci piace molto, si chiama Riuscire e coinvolge Comune, Cattedrale di San Cataldo e Servizi Sociali e UEPE, Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Taranto. Qual è l'obiettivo? Dare una nuova opportunità ai detenuti. A partecipare, infatti, ce ne sono 10 in questo momento. Ciascuno assegnato ad una chiesa dell'isola si occupa di tenere pulita la parte esterna di essa e di vicoli adiacenti. Questa iniziativa è stata pensata da Don Emanuele Ferro, erano presenti anche gli assessori comunali Paolo Castronovi all'ambiente, Gabriella Ficocelli ai servizi sociali e Fabrizio Manzulli al marketing territoriale. In più era presente anche il presidente di Chima Ambiente Giampiero Mancarelli. L'attività è in corso da un mese e Marina Luzzi ha intervistato Don Emanuele Ferro. Ascoltiamolo e poi ci racconterà qualcosa. Il progetto risponde a una domanda di tanti ragazzi che dovevano completare il percorso della cosiddetta esecuzione penale e che chiedevano alla parrocchia la possibilità di fare del volontariato. Noi abbiamo strutturato con una convenzione con il web e con il Comune di Taranto la possibilità di poter fare un percorso metodico sul reinserimento di questi ragazzi attraverso la manutenzione, la pulizia e la cura delle aree esterne circostanti le chiese di Taranto Vecchia. Sono tutti ragazzi, uomini della città vecchia, quindi sono miei parrocchiani, e quindi il fatto stesso di poter in un certo senso ripagare il debito con la società attraverso il loro impegno è qualcosa di formativo e che potrà far crescere, speriamo che faccia crescere ancora di più la nostra comunità. Oltretutto noi abbiamo ottenuto nei mesi scorsi la possibilità di aprire uno sportello per accompagnare quelle famiglie che vivono questa esperienza, e in questo sportello lavorano sia i tutor del nostro progetto come anche gli assistenti sociali che solitamente stazionano in via Ancona. Questo sportello è temporaneamente sospeso fisicamente soltanto per via del Covid, ma è sicuramente una grande opportunità perché il nostro territorio è particolarmente interessato da questo genere di problematiche e venire incontro alle famiglie per noi è un dovere. La nostra Marina Luzzi ha intervistato i detenuti, quindi vi facciamo ascoltare questa bellissima intervista. Michele, tu quanti anni hai? Sei inserito in questo progetto? Raccontaci un po' della tua storia. Ho 33 anni, in questo progetto ci crediamo tutti perché anche se noi stiamo facendo del volontariato, stiamo facendo anche del bene per la nostra città e ci piacerebbe vedere la nostra città ancora più pulita di come la vediamo ora. A che età ti sei messo nei giri sbagliati e perché? Sono le conseguenze della nostra città perché non ci danno nessuna possibilità per fare quello che vogliamo, lavorare onestamente e tutto. Dobbiamo ogni volta cercare lavoro e non sappiamo neanche se dura questo lavoro o no. Adesso stai ripartendo, ovviamente questo non può essere il progetto lavorativo, ecco, però è un progetto per ricominciare. Come te lo immagini tu? Il futuro noi ce lo creiamo, noi vogliamo quello che desideriamo noi, è il nostro futuro, però vogliamo principalmente il futuro della città vecchia e poi a parte quello nostro sicuramente. Massimiliano, quanti anni hai e da dove parte la tua storia? Ho 44 anni e sono un ex detenuto che mi voglio riprendere, tornare nel sociale. Con l'aiuto della Chiesa ci sto riuscendo e mi occupo di quello urbano, verde. Siamo abbandonati da tutti, il comune così ogni tanto ci viene, però ringraziando il nostro prete e la nostra parrocchia ci danno una mano per andare avanti. Ma è sempre colpa degli altri, ogni tanto è anche colpa nostra. Infatti io quello non è che della colpa agli altri mi faccio santo, anche io ho fatto degli errori e penso, nessuno è andato perfetto, però voglio riuscire, diciamo, con la mano sempre della nostra parrocchia, che Don Emanuele è un grande uomo, ci sta dando una mano per andare avanti, almeno per dare un futuro, non per me, perché io, almeno per mio figlio, che c'è un ragazzo di 23 anni, uno di 18 che mi studia e l'ultima di 4. Che cosa fanno i tuoi figli? Uno studia, gli altri? Lavora, il grande lavora, fa il vigilante, perché non deve fare la vita mia, perché non vorrei mai che mio figlio fa gli stessi errori. L'altra si riprova quest'anno e l'altra va all'asilo. Donato, tu sei uno dei protagonisti, di quelli che parteciperanno a questo percorso. Che cosa è successo? Come sei arrivato qui? Dopo che ho commesso vari errori nella mia vita, sono uscito in affidamento e credo nel progetto di una Taranto vecchia più pulita, pure per i nostri figli, i nostri nipoti, per quelli che ci vivono. Quanti anni hai? Hai figli? Sì, io ho 33 anni, ho una figlia di 6 anni. Hai raccontato a tua figlia di che cosa andrei a fare nella città vecchia? Sì, mia figlia mi vede sempre passare da sotto casa con mazza, scopa e palette per andare a pulire il viale della chiesa San Domenico dove esce la Madonna.
È contenta lei che ti vede innanzitutto? Certo, gli ho mancato per quasi 2 anni, adesso che sto a casa è contentissima. Cosa ti auguri per il tuo futuro? Beh, per il mio futuro spero che le cose si aggiusteranno perché ho altre faccende da sbrigare, però io ormai il mio percorso lo sto facendo, credo in me stesso e non voglio più abbandonare la mia famiglia.